sogni proibiti. E vi leggo tante robe che parla di questi sogni proibiti, stare come sta a suonare. Per esempio, andare a fare 4 ciacere senza mutande. È evidente, no? Oppure far la tonda, sarebbe a fare il giro, ma nel senso di girare intorno, non sia corteggiare, far la tonda. Alta de Magnadora è diverso dalla Magnadora che ne di l'altra volta, lei è alta di bacino, cioè l'apprezzamento di qua si riferisce a una donna che abbia gambe slanciate, sia alta di bacino e con un tono un poco osceno, gioca con il significato letterale della frase Magnadora, e infatti la mangiatoia, la greppia, insomma. Essere alta del grembiale. Essere alta di grembiule, si dice di una donna che si trova in stato interessante, cioè tira sul grembiale. Parer la baila de Pilato, sembrare la baglia de Pilato, si dice di una donna col petto piuttosto abbondante, questo non so riesco a spiegarvelo. Poi essere deriva ma avere le gambe a arco. Allora, essere di riva ma avere le gambe ad arco è un modo di dire che gioca con i nomi di riva del Garda ed arco, centri poco distanti tra loro. Si usa per commentare la non perfetta linea delle gambe di una donna. Poi c'è meter for taiole. L'espressione si usa per definire la strategia che viene messa in atto per conquistare le donne o anche, ma più raramente e solo da pochi anni, per conquistare gli uomini. Sfinchesar, sfringuellare, è un modo di dire per indicare il grande affare che si danno i galletti per rendersi interessanti agli occhi delle ragazze, così come fanno i pennuti con il loro canto, soprattutto in primavera. Essere una medaglia, ma è un modo di dire che qualcuna, è un modo di dire per indicare che qualcuno è zitella. Essere una medaglia. Aver un strass de mari, avere uno straccio di marito, quando si vuol dire che il marito di qualcuno non vale proprio nulla, è un buono a nulla. Vendere le braghe alla sua donna, vendere i pantaloni alla propria donna, modo di dire per indicare come un uomo sia troppo arrendevole di fronte ai voleri della propria moglie. Rinvia a una concezione dei rapporti tra i sessi nella quale il marito è decisamente il capo della famiglia. Collega a questo portare le braghe, portare i pantaloni. L'espressione si ritrova anche nella lingua italiana e si riferisce a una donna che dimostra un carattere forte e dominante. Essere un gendarme, si dice di una donna energica che riesce a tenere in riga tutta la famiglia, a cominciare ovviamente dal marito. Taccar su il cappello, attaccare il cappello al chiodo. Ferrare la sposa, ossia regalare gli ori, orecchini, collanine, eccetera, alla promessa sposa in occasione del matrimonio. L'origine del modo di dire sta probabilmente nel significato del verbo ferrar, mettere i ferri, per esempio, dei cavalli. E tante strane, c'è cultura rurale, per esempio Tranac e Torbole, il significato della frase nella quale si prendono a pretesto i due paesi del Basso Sarca, Nagu e Torbole, va ovviamente del tutto al di là della sua tradizione letterale ed indica quella parte del corpo tra le cosce, Tranac e Torbole. Dolza de Grillet, ragazza facile. Sembra evidente allusione a una parte anatomica sessuale, per quanto in un altro contesto la frase possa semplicemente indicare una debolezza di vescica. Basta che l'alfia, basta che respiri.
è un modo di dire piuttosto crudo per dichiararsi disposti ad accompagnarsi con una donna anche se brutta o poco invitante purché respiri. L'espressione si trova anche in altri dialetti, beh, ti credo, ma è tan bella. Essere en sgoneler, essere un donaiolo, ovvia la derivazione da gonela, gonnella. E poi c'è far una tabaccata, fare una tabaccata, ma in un contesto nel quale l'argomento del conversare il sesso si intende tutt'altro, forse il modo di dire prende spunto dal piacere che si trae dal tabaccare, cioè dal fiutare tabacco, abitudine un tempo abbastanza diffusa, o si riferisce a un'idea e a una pratica della sessualità che prevedeva una rapida fiutata e via. Comunque questi modi di dire di Trentino, di Walter Pedrotti, li ho scritti lì. Alla prossima. Scusi, non è venuta bene la canzone.